Nella settimana tra il 3 e il 9 gennaio del 2022 si è registrato un rilevante incremento della curva epidemica con altri 70.437 nuovi positivi al test molecolare o antigenico, con valori quasi triplicati rispetto al periodo precedente. L'incidenza cumulativa settimanale è aumentata al valore di 1.455 nuovi casi ogni 100.000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Caltanissetta, 2.197 ogni 100.000 abitanti, Enna 1.936, Ragusa 1.870, Messina 1.795 su 100.000 abitanti, Siracusa 1.662, quindi Agrigento con 1.486. Le fasce di età che hanno sostenuto la curva epidemica risultano quelle che vanno dai 19 ai 24 anni, con 2.396 casi ogni 100.000 abitanti, e la fascia che va dai 14 ai 18 anni, con 2.129 su 100.000 abitanti. L'andamento dei contagi quindi si è accompagnato a un incremento di ospedalizzazioni, 847 nuovi ricoveri, con ricadute in particolare sulla prevalenza di occupazione dei posti letto nell'area medica. La maggioranza dei pazienti in ospedale nella settimana in esame risulta non vaccinata e con ciclo vaccinale incompleto. Intanto altri 3 comuni in Sicilia sono zona arancione. La stessa ordinanza ha inoltre disposto la proroga della zona arancione nel comune di Ribera fino a mercoledì 19 gennaio compreso. Salgono così a 46 i comuni in zona arancione in Sicilia. Le misure restrittive anti-Covid sono in vigore fino al prossimo 19 gennaio. Anche nella provincia di Agrigento, Canicattì e Palma di Montechiaro. Intanto è caos nelle scuole. Diversi sindaci della nostra provincia che, nonostante l'imposizione del governo regionale di riaprire oggi le scuole, hanno emanato delle proprie ordinanze per impedire l'accesso, sospendendo l'attività didattica, disponendo varie sanificazioni o disinfestazioni, un modo insomma per aggirare le disposizioni regionali. Anche il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha firmato il divieto di entrare a scuola, deciso al termine di una lunga riunione avvenuta dei sindaci appartenenti all'ANCI fino al prossimo 16 gennaio. Così anche il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, sullo stesso piano, demandando ai dirigenti scolastici l'attivazione della DAD, così anche il comune di Porto Empedocle con il sindaco Martello per i giorni 13 e 14, disposizioni firmate anche dai sindaci di Sciacca Valenti, di Cattolica Eraclea Borsellino, di Racalmuto Maniglia, di Cammarata Mangiapane, di Santo Stefano Quisquina Cacciatore, di Naro Maria Grazia Brandara.